È stato difficile trovare le parole giuste per esprimere la mia gratitudine e riconoscenza. Voglio fare un invito a tutti i miei elettori, quelli giovani, dodicenni, Nathan, Brando, li voglio qua sul palco. Ragazzi! Venite, venite! Guardate, qua tutti attorno a me. Sono orgoglioso di rappresentare per la seconda volta di fila la mia gente, ma soprattutto loro, qua, soprattutto loro, i bambini. Sono orgoglioso di tutta la mia squadra, composta da persone oneste, che si sono spese per la campagna elettorale ponendosi come obiettivo una cattolica migliore. Sono orgoglioso dei giovani che si sono interessati e hanno aiutato in questa campagna elettorale con anima e sangue. E ai giovani avversari gli faccio un appello, perché questa amministrazione per 5 anni è stata sempre a disposizione di tutti i giovani, non della mia parte di giovani. E a qualche ragazzo che gli ho detto, che è salito sul palco, che con me non ha parlato mai, gli ho detto: non dovete partire manipolate per dire sale sul palco perché devi dire questo o quello, devi parlare e ragionare con la tua testa, e noi dobbiamo badare a questi ragazzi a ragionare con la sua testa. Un grazie infinito a ognuno di voi che rappresenta il cuore e l'anima della mia direzione. Bravo! Ringrazio i miei avversari e mi complimento con i candidati eletti. E questo l'appello che faccio ai miei avversari, eletti, non eletti. Questa è l'amministrazione del popolo e potete, perché il nostro obiettivo è migliorare la comunità, e potete venire al comune portando idee che possa essere di supporto. Non siamo mai dei dottori, noi lavoriamo per un obiettivo di fare crescere Cattolica. Ringrazio la mia famiglia per avermi appoggiato e sostenuto in questa mia direzione. E scusatemi, ringrazio mia moglie e i miei figli, per 5 anni mi hanno compreso litigandoci, perché sempre il primo posto ho messo l'interesse dei cittadini e non avere tempo per andare a comprare un paio di scarpe. Scusatemi, Giusy, Martina ed Elisa. Ringrazio i cittadini che mi hanno votato e quelli che non mi hanno votato, perché sono di questo paese. Avete un sindaco di tutti, le porte sono aperte. Continuerò a essere il sindaco di tutti, perché Santino Borsellino non cambia il suo cuore, il suo animo, non facendo distinzioni. Continuerà a svolgere il ruolo da sindaco con umiltà, impegno, cercando sempre di essere dalla parte di chi ha bisogno. Perché per me la politica non è un lavoro, ma un servizio verso la mia comunità.